Stando alle carte doveva essere un'impresa di pulizie il cui titolare, un cinquantenne castellano, non presentava neppure la dichiarazione dei redditi ed è stata proprio questa omissione a spingere i finanzieri ad un'indagine più serrata che ha aperto loro un vero e proprio mondo. È stato rilevato un giro di manodopera irregolare per oltre 170 lavoratori impiegati completamente in nero e forniti a varie ditte utilizzatrici di questa manodopera in modo completamente abusivo. Insomma, la ditta, più che occuparsi di pulizie, agiva come una vera e propria agenzia per la somministrazione di lavoro senza avere i requisiti formali per farlo. Secondo quanto hanno ricostruito i finanzieri, i dipendenti, dei 170 buona parte erano donne, ricevevano un contributo orario minore rispetto a quello che le strutture in cui venivano impiegati pagavano. I dipendenti venivano poi dirottati nel settore metalmeccanico, in quello alberghiero, dalle montagne della Valle d'Aosta al Trentino, passando per la Riviera e il litorale iesolano. Ci sono state importanti violazioni da un punto di vista fiscale, infatti la ditta ha omesso completamente di effettuare le dichiarazioni fiscali dall'inizio dell'attività. I finanzieri hanno riscontrato un giro d'affari da 4 milioni di euro e su quelli, calcolatrice alla mano, hanno cercato di capire quanto sia stato evaso. Un IRPEF non incassata dalle casse dell'erario per oltre 1.400.000 euro. Per i datori di lavoro finali ora c'è in ballo una sanzione amministrativa che potrebbe arrivare fino a 50.000 euro ciascuno, ma non basta perché su di loro potrebbero rivalersi anche i dipendenti. Questa possibilità è usufruibile da parte dei dipendenti rivalendosi contro il titolare della ditta che li ha impiegati in modo irregolare. L'attività dei finanzieri ha anche accertato che il cinquantenne castellano denunciato alla procura accompagnava materialmente i lavoratori sul luogo di lavoro, donne, molte delle quali dell'Est Europa, che venivano contattate attraverso inserzioni nelle frequentatissime bacheche online.